Campionati italiani di prove multiple indoor solo al giovanile quest'anno a Padova. Nel pentathlon Rebecca Gennari dell'Atletica Varese e Marta Giovannini dell'Atletica Livorno sono le nuove regine rispettivamente per le categorie promesse e juniores. Nella giornata d'apertura Gennari ha realizzato 3.692 punti, precedendo Scilla Benussi dell'Atletica Riviera del Brenta e Chiara Sala dell'Ermenegildo Zegna. Quant'è la soddisfazione? Tantissima, soprattutto perché era assolutamente inaspettato, quindi quando le cose sono inaspettate sono anche più belle. Le gare sono iniziate abbastanza bene, sugli ostacoli ho fatto 8,90, un personale di 8,85, quindi comunque sì, non pienamente soddisfatta ma abbastanza contenta, e la svolta è stata nell'alto sicuramente, ho fatto 10 cm di personale, sono passata da 1,56 a 1,66 ed è quello che mi ha proprio cambiato tutto nella giornata. Nel peso ho fatto personale, nel lungo ero un po' stanchina come tutte, del resto ho fatto 5,58 a 5,60 e poi negli 800 ho cercato di stare attaccata a quella che aveva più punti, cioè alla seconda, quella che era più vicina a me in classifica, e niente, sono arrivata morta, però sono arrivata. Peccato per il lungo, perché altrimenti avrei potuto fare anche meglio, perché è andato proprio male, però per fortuna dai, almeno l'argento non posso dire che non sono soddisfatta, essendo solo la mia terza stagione, quindi piano piano, un gradino alla volta riesco. L'anno scorso terza, quest'anno seconda, quindi non posso non essere felice sicuramente. Venendo alle junior, Marta Giovannini ha primeggiato con 3.791 punti, staccando Sara Chiaratti della Trionfo Ligure e l'alto atesina Linda Pircher. Partita male, a dire la verità, perché non ero soddisfatta degli ostacoli, mi aspettavo molto meglio e poi mi sono ripresa con il peso, perché anche nell'alto avevo avuto qualche problemino nelle ultime settimane, e poi il lungo è il mio, si sa, mi piace a morire, ho più di 6 metri e gli 800 sono stati tirati alla morte. Sono felice di tutto, sia del punteggio in sé per sé che di ogni singola gara, anche se si può fare meglio. Ecco. Nella giornata di domenica il cremonese Dario Dester, al primo anno da promessa, per soli 8 punti non ha centrato la miglior prestazione italiana nell'heptathlon indoor. La gara tricolore ha comunque certificato la supremazia del non ancora ventenne lombardo, già campione italiano juniores nel 2019, che ha realizzato 5.529 punti. Argento per Michele Brini e bronzo per Lorenzo Modugno. Sono molto soddisfatto perché comunque ho fatto delle ottime gare, come per esempio il salto in lungo dove ho fatto 7,54, sono davvero molto contento. Peccato per l'asta perché abbiamo lavorato molto, ho fatto molti cambiamenti nell'ultimo periodo, ho cambiato molte aste, ho allungato le rincorse e devo ancora consolidare un po' la cosa, speravo di fare sinceramente di più, però tutto sommato è il primo anno e sono davvero contento. Nell'heptathlon juniores, al termine di una gara incerta sino all'ultimo, maglia tricolore per Alessandro Arrius dell'Atletica Saronno con 5.108 punti, solo 3 in più di Ioro Menghi della Fratellanza Modena che guidava la classifica prima dei 1000 metri finali. Bronzo per Niccolò Contotto. Ieri abbastanza bene, ho cominciato bene col personale sui 60 e un po' malino il lungo, mi aspettavo forse qualcosa di più, e poi mi sono difeso abbastanza bene nell'alto e nel peso, che erano le mie specialità, un po' così. Oggi sapevo che avrei dovuto fare tanto bene, sono partito col personale negli ostacoli, ero contento e l'asta è andata bene. Mi dispiace un po' per il 4,20 perché nei 1000 ho dato tutto quello che avevo. Di più penso che non potessi fare. Andrea Caiani del team Lombardia, dopo l'argento nel 2019, conquista il titolo nel pentathlon allievi realizzando 3.662 punti. Ho iniziato con gli ostacoli, ho eguagliato il mio personale, me l'aspettavo, forse mi aspettavo anche qualcosa di meno, però sono contentissimo. Poi lungo 6,81, andato molto bene rispetto agli allenamenti, alle scorse gare. Poi peso, è stata una gara dura, perché un personale di 12,68, 11,33 non è all'altezza, però si passa anche da questi momenti. Poi alto 1,90, bene, perché avevo veramente un gran mal di schiena, dato anche da 2 settimane fa che ho fatto le multiple, e poi 1000 ho dato quello che avevo. Alle sue spalle ecco Federico Bovo della Vissabano che sigla il personale in tutte le gare. Sono in realtà un saltatore, però ho provato, sono comunque bravo nelle altre discipline e allora ho deciso di provare anche le multiple.
penso sia la gara migliore della mia vita. Ho fatto molte multiple, però la maggior parte andava così così. Questa veramente è un sogno, veramente, riuscire ad arrivare secondo comunque. Il pentathlon allieve incorona l'ostacolista Martina Cuccù della Team Atletica Marche, che chiude a 3.703 punti, precedendo Greta Brugnolo dell'Atletica di Viera del Brenta e Arianna Galbiati del Team Lombardia. Gli ostacoli diceva bene perché comunque era il personale, poi alto un po' così perché 1,59, un po' di amaro in bocca diciamo. Poi il peso, anche lì poteva andare meglio. Lungo, il nullo un po'. Però vabbè, comunque personale indoor e gli 800 infine sì, di quelli sono soddisfatta. Io non più di tanto perché ho sbagliato un paio di gare. Sono stata contenta del lungo però perché dopo il peso che mi era andato malissimo sono riuscita a saltare comunque. Il settore assoluto quest'anno gareggia ad Ancona, noi avevamo gli allievi, le promesse e gli junior e comunque l'attività è stata buona. Abbiamo raggiunto 3 argenti per il Veneto, con Scilla Benussi tra le Under 23, con Greta Brugnolo tra le allieve e con Federico Bovo tra gli allievi, quindi comunque il Veneto ha fatto la voce grossa anche questa volta. A luci spente, alcune considerazioni sulle multiple in età giovanile. Sono diversi gli obiettivi che spingono gli atleti ad affrontarle e non necessariamente con mire di specializzazione in esse. In questa fascia d'età la decisione sulla propria strada, atleticamente parlando, talvolta appare chiara, talvolta però è ancora da prendere. Mi piacerebbe fare multiple indoor e magari all'esterno fare alto, ma non so adesso di preciso cosa farò. Solo multiple nella mia vita praticamente. All'inizio pensavo di andare più sugli ostacoli, sui salti, però poi ho capito che la mia strada è più sulle multiple. Il mio allenatore ritiene che siano qualcosa di assolutamente completo, che comunque ti formi come atleta in generale, quindi ha sempre molto marcato la prova multipla, è sempre stata importante nella preparazione. All'inizio l'abbiamo presa un po' come gioco, poi è stato sempre di più, cioè una mia passione, qualcosa che abbiamo sviluppato insieme. Sicuramente le multiple sono la mia passione, ho iniziato subito con quelle e con quelle rimango. Ero super attivo da piccolo, quindi facevo un po' tutti gli sport, pallavolo, basket, poi ho preso la strada solo di atletica e successivamente ho seguito le orme di Sveva Gerevini, la mia compagna d'allenamento, e quindi ora ci alleniamo insieme e direi che è la strada giusta. È stato subito amore perché mi sono sempre piaciute tantissimo e sinceramente penso che se non facessi le multiple non saprei cosa fare. Io continuerei con gli ostacoli, però ogni tanto a me piacerebbe variare un po'. Voglio rifarmi e per ancora qualche anno farò le multiple, poi vedremo cosa porterà il vento. Cervello, cuore, corpo, ci vuole tutto. Perché sono tante le prove da affrontare e quindi diciamo che bisogna riconoscere a questi ragazzi e ragazze una costanza, una voglia enorme. Decatleta diventa complicato perché devi avere anche il fisico adatto per poter fare tutto quanto, quindi questa è una prova molto importante per capire cosa fare da grandi e io spero che siano comunque rimasti soddisfatti di questo campionato.